Cosa sono questi fiori? Queste qua sono salvie da fiore che ci sono in un sacco di colorazioni che ultimamente vanno molto di moda perché nei giardini diventano grandi e fioriscono a lungo e quindi sono molto apprezzate da tutti. Diciamo. Si possono piantare, questa è la stagione? Sì, sì, ora è la stagione e rimangono fiorite finché non viene freddo. E i colori? I colori possono essere questo, diciamo, blu cobalto, poi sono rosse, gialle, bianche, varie cose anche differenti di foglie più grandi, foglie più piccole. Questo tempo influisce? Diciamo, non pensavo ci fosse così movimento, perché per essere questo tempo, se rimanesse così, ci mettiamo la firma, insomma. È il fiore della stagione di adesso? Ma guardi, ce n'è talmente tanti, sono dalle begonie piccoline compatte, alle surfinie variegate, alle piante che sono tre tale insieme con i colori misti che fanno un'esplosione di colori. La gente cosa preferisce? Le novità, le cose strane, ma anche le piante della tradizione come le zinnie e le begonie bulbose. Abbiamo delle nuove guinee stupende, bellissime, piante da ombra che fioriscono tantissimo. E sono quelle lì, quelle rosse, bianche e altri colori. Insieme alle nuove guinee ci sono anche dei gerani che quest'anno veramente sono cresciuti benissimo, questi li coltiviamo in serra. E geranio è sempre la tradizione bella, La no? tradizione. Allora, per fare un bel giardino, un bel balcone, gerani e ciclamini li riempiono tutto l'anno, quindi non devono mancare. Poi a quelli si associano tante altre piante che fanno colore e rendono piacevole il balcone. Che piante abbiamo alle spalle? Allora, questo è un Acherum palmatum giapponese, perde la foglia, è un po' più difficile da vedere in giro, nel senso perché non tutti i giardini, non tutti i vivai ce l'hanno, perché è una pianta un po' più ricercata. Dall'albero passiamo ai fiori, le rose. Quest'anno come sono? Le rose bene, sono molto belle, hanno preso pochi parassiti, sono fiorite nel momento giusto da chiavere in fiore. Però quest'acqua, questo tempo tiene tutto in umidità. Per qualcosa è stato peggio perché poi è venuto caldo, poi freddo, quindi certe piante hanno sofferto. Magari qualcuno ha messo fuori delle piante da caldo già da primavera, poi è venuto un po' di freddo, quindi qualcosa ha sofferto. Però poi tutte le piogge con le concimazioni è il momento perfetto.